Siamo con Gabriele Spagnolo, uno dei protagonisti di questo Ilva che viene a vincere a Macomer 3-1, vittoria che doveva essere, vittoria è stata, no? Sì, certo, era una partita molto importante per entrambe le squadre, per noi per cercare di affermarci sulla vittoria finale del campionato. Adesso penso che manchi un punto alla nostra vittoria matematica e Macomer sta lottando per rimanere in categoria. Gli auguro in bocca al lupo perché comunque sono una buona squadra. Speriamo che a fine campionato festeggiamo entrambe. Ecco Gabriele, bisogna anche dire che oggi sono arrivati anche qui a Macomer tantissimi tifosi a seguirvi, incitarvi. Questa è una bella cornice di pubblico per una squadra che sta sognando il ritorno in eccellenza. Beh certo, questo non è mai mancato l'apporto ai nostri tifosi, soprattutto oggi erano in tantissimi. Gli ultra noi ci hanno sempre seguito in tutte le partite, in tutte le trasferte, dunque sono sempre stati un qualcosa in più per noi ed è un motivo di orgoglio anche per noi vincere e portare a casa questa vittoria finale e dedicarla soprattutto anche a loro. Qual è stato il segreto di questo bellissimo campionato che avete disputato? Ma i segreti ce ne sono tanti, a partire dal gruppo. Il gruppo è stato fantastico, la squadra comunque ha giocatori importanti e abbiamo tenuto sempre un buon gioco e questa lunga ha pagato. Delle partite che avete disputato, qual è stata quella dal punto di vista del gioco migliore per voi? Ma ce ne sono state diverse, soprattutto in casa abbiamo avuto un ruolino di marcia importante, abbiamo avuto un calo durante il girone di ritorno, ma penso che sia comunque anche comprensibile durante il campionato avere un calo fisiologico, però siamo stati bravi comunque a non mollare e penso comunque che ci siamo meritati fino adesso dove è la nostra posizione attuale. Certo. Fammi i nomi di 3 giocatori che ti hanno impressionato di questo campionato, delle avversarie, perché so che i vostri sono sempre forti. Delle avversarie devo essere sincero, c'è il Patteri del Fonni, la punta, che comunque è capocannoniere, adesso non so come è andata a finire la lotta con il nostro bomber Gianluca Siazzu. Devo dire che mi ha molto impressionato anche Di Angelo, questa Macomerese, un bel giocatore. Poi sinceramente sono tanti, sono in tanti, anche l'attaccante lusinese non mi viene il nome, Merella lo stesso. Insomma Gabriele, ti ringraziamo, complimenti a te all'Ilva per questa vittoria di oggi, per il campionato e in bocca al lupo per domenica. Crepi, grazie mille, saluti a tutti.